Sicuramente per gli studenti potersi misurare con quella che è la sfida della città da qui al 2050 è una grandissima possibilità, una grandissima opportunità che vogliamo offrire, che abbiamo voluto offrire insieme a questo progetto di Contamination Lab. I team si sono misurati su questa grande sfida, hanno cercato di applicare quello che hanno imparato all'università nell'immaginare un futuro per la città di Verona e per la sua logistica, e questa è una grande palestra per loro per poter applicare fantasia e conoscenza. È stato piuttosto semplice, nel senso che l'abbiamo fatto nel giro di 5-6 minuti tutti insieme e l'abbiamo immaginata decisamente più verde e soprattutto con meno auto. Praticamente la viabilità era quasi ciclopedonale sostanzialmente, e mezzi elettrici, diciamo, pubblici in continuo movimento, quindi una sorta di combinazione fra l'essere umano e la macchina che viveva in una sorta di simbiosi. È la capacità di questa contaminazione che deve avvenire, perché qua non si tratta solo di proporre soluzioni, ma soluzioni pensate, con competenza, con studi, e sicuramente questo è quello che può aiutare anche le amministrazioni a prendere delle decisioni. È fondamentale comunque, come per tutte le decisioni, acquisizione di dati e valutazione poi del contesto, e credo che un ambito universitario presente sul territorio con tanti ragazzi, tanti giovani, soprattutto di chi vive poi sulla propria pelle le eventuali problematiche del traffico, di quello che può essere la logistica, come in questo caso si è analizzato, aiutano ad aiutarsi come dovrebbe essere in una rete di persone e istituzioni che vivono una città. I Contamination Lab intanto sono delle occasioni importanti per le nostre studentesse e i nostri studenti per affrontare delle sfide reali del mondo reale che vengono poste, quindi è una grande occasione per loro per fare un percorso di formazione non formale e per lavorare insieme, perché ricordiamoci che sono studenti che provengono dalle diverse aree del nostro Ateneo, quindi hanno l'occasione di mettere assieme competenze variegate e imparare davvero a lavorare in gruppo. Ecco, il tema era la logistica e la mobilità sostenibile, la loro città del 2050 sicuramente è una sfida importante, ma che però può lanciare, no, delle idee da seguire anche per l'amministrazione in prospettiva futura.